Buongiorno a tutti, ben ritrovati allo Scrigno del Calcio. La storia che vi racconto oggi, ve lo dico subito, non sarei voluto essere né un tifoso dell'Ancona né un tifoso dell'Ascoli. Mi chiedo come siano ancora vivi i tifosi delle due squadre che hanno vissuto quell'incredibile pomeriggio dell'11 giugno del 2000. Rimarremo con questa immagine, purtroppo è l'unica che ho trovato. Parliamo di uno spareggio di una finale playoff al Cardiopalma, veramente qualcosa di clamoroso dal punto di vista delle emozioni più che dal punto di vista calcistico. Adesso vi vado a raccontare la storia, non prima di avervi invitato ad iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, tanto è sempre gratis, quindi iscrivetevi tranquillamente, che non costa niente, però per me è importante perché il canale cresce sempre di più. Ci sono anche le pagine social, il Popolo del Calcio anni 90, sia su Facebook che su Instagram, il Popolo del Calcio, che è il blog dove ci sono tante storie, dove ci sono gli approfondimenti sulle maglie, sul fantacalcio, sulla Serie A, insomma, se entrate ci sono tutte le sezioni, potete leggervi quello che più vi interessa. Serie C1, Girone B, stagione 99-2000. Ci sono diverse favorite per la promozione. C'è il Palermo che ha fallito la promozione l'anno precedente. Ci sono le due marchigiane, Ancona ed Ascoli. L'Ancona viene da un campionato molto al di sotto delle attese, 98-99, in cui ha rischiato addirittura la retrocessione in C2, vincendo i play-out contro il Foggia. C'è l'Ascoli che dopo anni bui vuole finalmente riconquistare quella Serie B che manca ai bianconeri dal 1995. E poi c'è la Viterbese di Luciano Gaucci che vorrebbe, nel momento più alto della sua storia, vorrebbe coronare anni di investimenti e di ambizioni con la conquista della prima storica promozione in Serie B. Non andrà così, anzi rimarrà molto deluso il patron anche del Perugia. Alla fine il campionato lo vince quella che all'inizio era un outsider, il Crotone, che disputa una stagione straordinaria con una coppia d'attacco che farà una valanga di gol. De Florio sarà il capocannoniere con 28 gol. Crotone stravince il campionato. Io personalmente andai a vedere l'Odigiani Crotone allo stadio, che il Crotone vinse 3-0, una squadra che non faceva vedere palla neanche per sbaglio agli avversari, e che per la prima volta andrà in Serie B guidata in panchina da Cuccureddu. Ancora ed Ascoli si qualificano, si piazzano in classifica rispettivamente al secondo e al terzo posto. Ad impressionare in realtà è più l'Ascoli, che ha scoperto un bomber come Eddie Baggio, il fratello minore di Roberto Baggio, che segna ben 21 gol e che paradossalmente è in prestito proprio dall'Ancona. Quindi due squadre rivali, l'Ancona presta un attaccante che diciamo non gli serve ai rivali, e questo attaccante gli fa oltre 20 gol, trascinando l'Ascoli al terzo posto finale in classifica. Le due semifinali sono Ancona Arezzo e Ascoli Viterbese. Tra l'altro l'Arezzo è la grande rivelazione del campionato, guidato in panchina da Serse Cosmi, che si guadagnerà poi anche l'ingaggio del Perugia in Serie A l'anno dopo. Ancona ed Ascoli sono le favorite, rispettano i favori del pronostico e arrivano a giocarsi la finale dei playoff l'11 giugno del 2000 allo stadio Curi di Perugia. Una curva tutta dell'Ancona, una curva tutta dell'Ascoli. Ora dovete sapere che la rivalità tra Ancona ed Ascoli è veramente molto forte, molto sentita, è un po' una rivalità alla Pisa-Livorno, alla Catania-Palermo, insomma una delle rivalità più sentite che ci sono in Italia tra squadre non della stessa città ma della stessa regione, e davvero molto rivali, per cui c'è tanta tensione, non solo perché ci si sta giocando i 90 minuti tutta la stagione, ma anche perché i tifosi sanno che in caso di sconfitta si dovranno subire anche gli sfottò della parte rivale. Non ci sono ancora i social, ma fidatevi che i modi per sfottere gli avversari c'erano anche all'epoca.
Che cosa dice il regolamento? Il regolamento dice che in caso di parità, la finale è unica, in caso di parità nei 90 minuti si andrà ai tempi supplementari, in caso di ulteriore parità verrà promossa la squadra meglio classificata alla fine delle 34 giornate di campionato. Questo tenetelo a mente, è molto importante. L'Ancona ha sostanzialmente 2 risultati su 3. L'Ancona sa che arrivare al 120esimo con lo 0-0 significa andare in Serie B. L'Ascoli deve vincere. La partita è tiratissima, si volano più calci che calcio. L'Ancona prova a giocare con il cronometro, ma sa che è molto rischioso. L'Ascoli sa che non può, che deve dosare le energie, che non può sprecare le energie subito, perché la partita può essere lunga e perché sostanzialmente può bastare anche solo un gol per andare in Serie B. Non è un bello spettacolo, onestamente. Finisce 0-0, si va ai tempi supplementari. All'inizio del primo tempo supplementare, calcio d'angolo per l'Ascoli, proprio Eddie Baggio sotto misura mette la palla all'incrocio dei pali, l'Ascoli va in vantaggio, sembra davvero la parola fine alla finale dei playoff. La curva dell'Ascoli esplode, riversando in un urlo tutta la tensione accumulata anche probabilmente nei giorni precedenti. L'Ancona si innervosisce tantissimo, cerca di rimediare, ma a quel punto è complicato anche organizzare un tipo di partita diverso rispetto a quanto fatto fino a quel momento. C'è un gol annullato per fuorigioco alla Grotteria, centravanti argentino che ha fatto molti gol in Serie C anche nel Palermo, che addirittura viene espulso perché ha una sorta di crisi isterica, protesta in maniera veemente con l'arbitro, viene espulso, avrà una sorta di malore quasi, in quasi uno svenimento dopo l'espulsione. Sembra davvero che l'Ancona abbia perso la testa e di conseguenza la partita. Nel frattempo l'allenatore dell'Ancona, che è Fabio Brini, ha mandato in campo Mirko Ventura, che è un giovane attaccante, tra l'altro nato e cresciuto ad Ancona, quindi con anche la rivalità da tifoso dentro. È soprannominato il Toro perché ha un fisico molto, molto resistente, in grado anche di reggere l'urto dei contrasti. Insomma, l'Ancona prova con l'unica arma che ha, l'arma della disperazione, a cercare il pareggio. Gli ultimi minuti del secondo tempo supplementare sono una sorta di partita a tennis. L'Ancona butta il pallone nell'area dell'Ascoli, l'Ascoli ha 10 giocatori in pratica a difendersi. L'Ascoli ributta il pallone nella metà campo dell'Ancona, l'Ancona lo ributta nella metà campo dell'Ascoli. Insomma, il tentativo è opposto a quello di prima. L'Ancona disperatamente cerca di segnare, l'Ascoli cerca di giocare con il cronometro, cerca di provocare gli avversari buttandosi a terra, protestando, litigando, ovviamente buttarla un po' sulla rissa e cercando di far passare il tempo conviene ovviamente più ai bianconeri che ai biancorossi. Poi arriva il 120esimo minuto, l'ennesimo pallone buttato in area dall'Ancona, la difesa dell'Ascoli respinge, questa volta respinge corto. Sul pallone al limite dell'area arriva proprio Mirko Ventura, che se la aggiusta, lascia partire un sinistro molto secco, molto preciso. Il portiere si prova a tuffarsi, prova a stendere il braccio il più possibile, il pallone si infila all'angolino e stavolta il boato di esultanza, l'esplosione c'è dalla curva opposta, segna sotto la curva dell'Ascoli Ventura, come aveva segnato Baggio sotto la curva dell'Ascoli, ovviamente essendo cambiato il campo. La palla entra, la curva dell'Ascoli è gelata, la curva dell'Ancona forse neanche si rende conto di quello che sta succedendo. In pochi secondi si capovolge la situazione, non c'è più tempo per recuperare. I giocatori dell'Ascoli sono tutti buttati per terra disperati. I giocatori dell'Ancona sono andati tutti sotto la curva anconetana, ovviamente ad esultare. Finisce così la finale dei playoff. Ovviamente oggi i tifosi dell'Ancona mettono quella squadra e quel risultato probabilmente alla pari delle due squadre che hanno conquistato la Serie A nel 92 e nel 2003. Forse al terzo posto c'è proprio quell'Ancona, un po' per il modo in cui è arrivata la promozione, un po' diciamocelo perché è arrivata proprio contro l'Ascoli. Qui vedete
è solo il trafiletto della partita. Ancora Ascoli 1-1. Tra l'altro vi avevo portato anche questa pagina qui perché lo stesso giorno, lo stesso pomeriggio c'è un'altra finale playoff abbastanza incredibile, che è quella del girone A, Cittadella Brescello. Quando vi ho parlato del Brescello andatevi a recuperare il video se non lo avete visto, così rivedrete la stessa pagina ma con una storia diversa. E così l'Ancona torna in Serie B. Ironia della sorte, una doppia beffa per l'Ascoli che perde il suo attaccante migliore, perde proprio Eddie Baggio, che tornerà all'Ancona. L'Ancona se lo riprende visti i 21 gol segnati proprio con l'Ascoli, e farà anche discretamente bene in Serie B Baggio all'Ancona. L'Ancona disputerà anche un buon campionato nel 2000-2001, mi ricordo vincendo la prima giornata in casa del Torino, grazie a quella incredibile finale dei playoff. Vi ripeto, io non sarei voluto essere né tifoso dell'Ancona né tifoso dell'Ascoli, perché immagino le sensazioni e la tensione accumulata dalle due tifoserie in un pomeriggio veramente folle. Rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale perché vi racconterò altre storie come questa nei prossimi giorni.